La ciclabile del Moor inizia nel Parco Nazionale degli Alti Tauri, a circa 1900 metri di quota, e percorre in diagonale tutta la Stiria. È lunga circa 400 chilometri e dopo essere passati per Graz, termina a Bad Radkersburg, al confine con la Slovenia. Abbiamo sfidato il brutto tempo, la pioggia, tuoni e fulmini per riuscire ad arrivare alle sorgenti del Moor. Ci siamo vicini, ma non riusciremo ad arrivare. Abbiamo mangiato troppa Wiener Schnitzel. Ecco, facciamo finta che queste siano le sorgenti del Moor. Il giorno dopo l'escursione a piedi alle sorgenti iniziamo la ciclabile vera e propria, e non è l'entusiasmo che ci manca, come si può vedere. Trascorriamo le notti in campeggi come questo. Cosa volete di più? La mattina gli equipaggi si concedono 10 minuti di relax prima della partenza. I panorami cambiano di continuo: pascoli, campi coltivati, boschi, castelli, piccoli paesi ricchi di storie e di tradizioni, dove le bici sono di casa.
Arriviamo a Graz, la seconda città più grande dell'Austria e uno dei centri storici meglio conservati dell'Europa centrale. La visita alla città non può che concludersi con qualche bicchiere di Sturm. I campi di zucca sono il panorama caratteristico di questa regione. Si cominciano a sentire chilometri nelle gambe e tutti danno il loro contributo. I wouldn't let you, baby, ever, even if I could. Man, I'm about to front. You make me water hunt, and you can put it blunt. You got the goods, I got the tips. Una variante ci porta nella regione del vino. Il paese con la chiesa sullo sfondo è la nostra meta, ci aspettano delle belle salite. Siamo alla fine del nostro itinerario. I treni la dicono lunga sull'importanza che le piste ciclabili hanno sui flussi turistici. Torniamo a casa, ma chi guiderà?